Direttore, le ricordo che è partita la baruffa e la guerra dai suoi studi qua, quando io continuavo a dire guardate che non è che basta l'ampolla del dio Po e a Sagra de Tencaroea per decidere il governatore del Veneto, si fa a Roma, tutti quanti, Gian Formaggio è vicino, che tira su e cotto è a Meloni e tutto, no, allora adesso chiunque in consiglio regionale, in Parlamento, in tutti i talk show, dice si siederanno Giorgia Meloni, Salvini, Tajani e il resto. Ecco, e il resto dei partiti più piccoli che compongono il centrodestra. Però la vera partita si giocherà tra Meloni, Salvini e Tajani. Ma come è successo tanto tempo fa? E quindi sono contento che dopo 3 mesi che prendo parole come fossi un matto mi stiano dando ragione perché non si decide qua. Dici cose sgradite. Ma no, sì. Quando l'ho detto la prima volta volevano crocifiggermi. Il giorno dopo titoloni, Gio Formaggio l'eretico, cioè non è che il prossimo governatore del Veneto lo decidiamo dal Fornaro del Beton. Va deciso a Roma tra i 3 leader del partito, dopo che ci sia anche Lupi che all'1% farà il caffè. Non siamo però, contro i lupi, anzi. nel senso, questo è. Quindi pensare che il prossimo governatore del Veneto sia senza l'avallo di Giorgia Meloni è da pazzi.